C'era una volta un ragazzo chiamato Lorenzo, nato in un piccolo paese chiamato Santhià. Questo luogo era circondato da campi verdi e alberi maestosi. Lorenzo era figlio di Pierpaolo e Maria Elisabetta. La sua vita però cambiò molto presto, perché suo padre morì quando lui era ancora piccolo. Maria Elisabetta, una donna di grande fede e forza, decise che Lorenzo avrebbe ricevuto una buona educazione religiosa. Così lo affidò a un sacerdote del luogo, un uomo saggio e buono, che divenne come un secondo padre per Lorenzo. Questo sacerdote insegnò a Lorenzo l'amore per Dio e la bellezza della vita semplice. Con il tempo, il cuore di Lorenzo si riempì di un grande desiderio. Voleva dedicare la sua vita a Dio. Frequentò il seminario, un luogo di studio e preghiera, dove ogni giorno imparava qualcosa di nuovo. Quando Lorenzo divenne prete, tutti pensavano che avrebbe fatto una grande carriera, ma il suo cuore gli diceva altro. Un giorno Lorenzo fece una scelta che stupì e rattristò la sua famiglia. Decise di unirsi ai frati Cappuccini. I frati Cappuccini erano conosciuti per la loro vita semplice e umile, lontana dagli onori del mondo. Lorenzo prese il nome di Ignazio e indossò il semplice saio marrone dei Cappuccini. Per 25 anni Ignazio dedicò la sua vita ad aiutare gli altri. Era un confessore molto amato perché ascoltava con pazienza e dava consigli saggi a tutti, dai ricchi ai poveri. Insegnava ai novizi, i giovani che volevano diventare frati, e durante la guerra andava negli ospedali militari per aiutare i soldati feriti, portando loro conforto e speranza. Dopo molti anni di servizio, Ignazio si trasferì in un convento a Torino, un luogo di pace tra le colline. Lì continuò a insegnare il catechismo, le storie della fede, e offriva rifugio ai religiosi in cerca di un luogo tranquillo. Ignazio viveva con semplicità, pregando e insegnando ogni giorno. Non scrisse molte opere, ma un libro di meditazioni che era stato tramandato fu pubblicato molti anni dopo. Questo libro, pieno di saggezza, continuò a ispirare molte persone. Ignazio visse una vita lunga e piena di amore. Quando morì, la gente di Torino lo ricordava come un uomo di grande bontà e fede. Molti anni dopo fu beatificato e proclamato santo, riconosciuto come esempio di amore e sacrificio. La storia di Ignazio continua a vivere nei cuori di chi lo conosce, un faro di luce e speranza che illumina il cammino di chi cerca la pace e la fede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.